Allora, abbiamo sentito, insomma, i profughi sono una benedizione, secondo alcuni, la cronaca ci riporta invece situazioni ben diverse. Ne parliamo con Raffaele Padrone, segretario generale dell'UGL Friuli Venezia Giulia. Buonasera segretario, grazie per essere qui con noi. Buonasera a lei e radioascoltatori, grazie. Allora, partiamo dai fatti di cronaca. Io ho tengo una rubrica quotidiana dove do conto, insomma, di episodi come questi, e c'è una recrudescenza, no? Si diceva magari un tempo, un termine un po' arcaico, di crimini compiuti soprattutto da immigrati, soprattutto da profughi. Direi che nei giorni scorsi, poi nei giorni a cavallo anche delle vacanze natalizie, ho visto cose che noi pordenonesi non avremmo mai potuto immaginare, Raffaele, cioè addirittura profughi che circolano i suoi colleghi in modo minaccioso, impedendo l'arresto di uno, picchiando poliziotti, profughi che buttano sassi e massi contro l'autoambulanza. Cosa sta succedendo in riva al Noncello, segretario? Ma guardi, purtroppo questi sono attacchi vergognosi, no? Perché sono attacchi alle istituzioni. Lasciamo traversare le forze dell'ordine, ma sono attacco alle istituzioni, quindi sono cose vergognose che, come diceva lei, ribadiva lei, in una città piccola come Pordenone, una realtà che comunque aveva la nomea di essere una delle prime città in Italia per la sicurezza, oggi non lo è più, e così in tutto il Friuli Venezia Giulia, insomma, e questo l'ha detto lei prima negli interventi di altri radioascoltatori. La gente si accorge che la società è cambiata, una marea di extracomunitari provenienti da Pakistan e da paesi adiacenti che nulla hanno a che fare con la guerra e nulla hanno a che fare, insomma, con il fatto di rimanere in Italia, con tutti i privilegi che ormai agli italiani non sono più concessi e a queste persone sì. Allora è bene, ripeto, la solidarietà, accettare le persone che hanno veramente bisogno, che scappano dalle guerre, ma in questi paesi la guerra non c'è, quindi credo che stia diventando poi una visione politica che, ripeto, a me non interessa, perché io non faccio politica, non guardo a destra, non guardo a sinistra, chi fa bene a destra, chi fa male a sinistra, io sono sempre pronto a tutela dei miei colleghi, e oggi i colleghi soprattutto del Friuli Venezia Giulia, perché ricordiamo che lo stesso capo della polizia, il prefetto Manganelli, ha parlato in alcune ultime dichiarazioni di Pordenone, Udine e Rieti, se non vado errato, un'asticella che vede i poliziotti invecchiare a oltre 50 anni di età. Quindi io capisce che non posso esimermi da queste critiche sul numero di stranieri. Lei pensi che negli 82 paesi del Friuli Venezia Giulia interessati a questo fenomeno di immigrazione, che io non chiamerei più immigrazione ma movimento di popoli, perché questa non è una questione di immigrazione incontrollata, qua parliamo di popoli che praticamente stanno arrivando in Italia, su 82 paesi sono interessati, su 219 in totale, quindi 82 paesi del Friuli Venezia Giulia interessati a questa accoglienza su 219, quindi vede, poi uno fa sempre i conti con il proprio territorio. Credo che abbiamo dei dati credo ai primi giorni di febbraio, sono oltre 4.900 i richiedenti asilo. Credo che in città piccole, realtà piccole come Pordenone, Udine, la stessa Trieste, insomma, siano persone che si contano, si vedano queste persone girare per la strada, muniti di ultimo telefonino, cuffie, senza nulla fare, insomma. Questo crea una insicurezza anche per chi ci vive in queste città, soprattutto per i cittadini italiani, capisce? Ecco. Segretario,
mi perdoni di interrompere, per sintetizzare, emerge questa immagine che magari sarà un po' grossolana, dirà qualcuno, ma realistica. Allora, mancano i soldi, mancano le risorse per dotare la comunità pordenonese di forze dell'ordine adeguatamente equipaggiate e anche adeguatamente remunerate, perché ci sarebbe da dire anche qualcosa sull'aumento dello stipendio proclamato qualche tempo fa dal ministro Madia. Dall'altra però la regione Friuli Venezia Giulia spende ogni anno 54 milioni per questi profughi che per riconoscenza non hanno di meglio da fare che prendervi a pugni, picchiarvi, circondarvi e prendere a sassate le autoambulanze che sono comunque pagate dai soldi dei cittadini. Mi sembra che questa fotografia può sembrare provocatoria, ma ho paura che corrisponda, coincida con la realtà, in base anche alle sue ricostruzioni, segretario. Certo, lei ha toccato un argomento delicatissimo che si è concretizzato purtroppo in questo periodo da parte del governo, forse il governo in questo periodo carnevalesco, va bene, decide di porci alla firma un contratto rubato, perché questo è un contratto che di 9 anni di blocco contrattuale ci è stato imposto o così o nulla, anzi grazie a voi devo smentire tutte quelle diciture, quegli articoli che sono apparsi su tutte le tv nazionali di aumenti che parlavano di 130 euro netti nelle tasche dei dipendenti delle forze dell'ordine, parliamo invece di ben 44 euro. Ecco, quindi per una vergogna. Addirittura le dico una cosa di questi giorni, dovevano essere, parliamo di un triennio 2016-2018, quindi dovevano essere dati anche dei soldi ai poliziotti così chiamati gli arretrati, il governo aveva da fare e non è stato possibile neanche ottenere questo, sicuramente soldi che ci verranno dati, però con molta calma, mentre con la calma non c'è, quando nei giorni soprattutto adiacenti alle elezioni vediamo pubblicità da parte di tutti, un tema così importante sulla sicurezza, importante tanto da dire che sulle strade ci devono ritornare i militari. Io dico, forse i militari costano meno che fare un arruolamento dei poliziotti, questa è la realtà, no? Ci costa meno tirare fuori i soldati dalle caserme, dalle loro strutture e metterli su strada. Forse è per questo che il governo non arruola più nessuno dal 1988 e si fanno dei singhiozzi di arruolamenti da 600 persone. Cosa vuole che siano 600 persone, nuovi agenti, in un territorio dove solo nella Polizia di Stato mancano 23.000 uomini? Da qua a 5 anni sarà un default praticamente intollerabile. Quindi si parla di poliziotti di quartiere. Oggi ho sentito parlare qualcuno che vuole avere i poliziotti di quartiere. Io nella città di Pordenone purtroppo il questore ha dovuto alzare le mani e dire: se volete una volante H24 bisogna toglierlo, ma come Pordenone in tante altre città. Quindi io dico, dove vogliamo andare? Se continuano queste situazioni, guardi, anche per i radioascoltatori, queste situazioni che sono cadute a Macerate, che sono cadute a Pordenone, continueranno a esserci, ma ci potrebbero, la controparte dice: allora noi mettiamo una macchina, arruoliamo migliaia di poliziotti e ne mettiamo in una via. No, anche se noi mettessimo un poliziotto in ogni via di una città, cosa inverosimile e di utopia, non servirebbe a nulla con le attuali leggi, caro direttore. Il problema è che servono delle leggi speciali per i poliziotti. Se un poliziotto deve stare attento a come manetta una persona, se un poliziotto deve pensare 10 minuti prima di sparare in aria, perché mai sia che spari contro un delinquente, e allora non mi meraviglio quando poi qualcuno parla di legittima difesa e poi sento la televisione anche questa sera ai TG dove un imprenditore è stato picchiato, dove un imprenditore è stato costretto ad aprire una cassaforte, anzi ha tentato di aprire una cassaforte e ritardato, l'hanno massacrato di botte a Carrara, dove un gioielliere ha sparato a difesa della propria proprietà ed è stato indagato.
Poco mi interessa se sono atti, capisce, dovuti. L'avvocato intanto se lo paga, gli atti dovuti, un attimo atti dovuti, perché c'è sempre la ricerca del colpevole, che ogni caso, guarda caso, o nel cittadino che si difende o nel poliziotto che difende prima voi e poi se stesso. Quindi anche noi vogliamo andare a casa, tornare dalle nostre famiglie, ha capito, direttore? Non sono direttore, comunque la ringrazio. Invece, tornando a essere serio, segretario, lei ha messo a fuoco le problematiche. Noi abbiamo parlato negli spazi precedenti anche delle manifestazioni antifasciste, antirazziste, eccetera, eccetera, e diamo spesso notizia dei famosi esponenti dei centri sociali che prendono di mira voi poliziotti, vi picchiano, vi insultano, ve ne fanno di tutti i colori e poi non c'è mai una sentenza, non c'è mai una pena correlata, al di là del fatto che voi abbiate l'uniforme, il che non so può rendere in qualche modo ancora più colpevole, ma anche come esseri umani prima di tutto essere colpiti e vedere l'impunità. Come vi sentite, segretario, quando avete di fronte queste manifestazioni di violenza portate avanti da questi personaggi che conosciamo, centri sociali affini, sapendo, presumo che lei concordi con noi, perché c'è una casistica, insomma non vengono mai puniti questi signori. Voi quando li vedete all'opera cosa pensate? Esatto, non vengono mai puniti. Vede, noi proprio dell'UGL Polizia FSP abbiamo dopo le manifestazioni chiaramente che hanno visto, purtroppo le immagini sono passati, quel massacro a quel carabiniere, va bene, a Piacenza, io immediatamente ho riferito insomma dell'accaduto sulla stampa, come ha fatto il mio segretario generale comunque, per richiedere a questo governo di introdurre per questi episodi, contro queste persone, il reato di terrorismo di piazza, ovvero chiunque dà alito e colpisce e ferisce un agente di polizia, un appartenente alle forze dell'ordine, va bene, e soprattutto con lancio di oggetti e qualsiasi comunque atto ad offendere i nostri colleghi, deve essere punito con reato di terrorismo, ma anche per chi distrugge le città, perché non dimentichiamo che poi quando succedono questi episodi i negozianti sono obbligati a chiudere le loro vetrine per non incorrere insomma in incidenti, e poi chiaramente, come diceva lei, non è che non si paghi solo penalmente ma anche amministrativamente. Poi incontriamo, ripeto, questi soggetti che, guarda caso, sono figli di esponenti politici e soprattutto figli, come pare sia stato identificato questa persona, in famiglie insomma di un certo ceto sociale. Ci dispiace ogni volta che comunque sia la polizia, ripeto, le forze dell'ordine, a essere da cuscinetto in questo stato, in questo momento, perché ogni volta la polizia e i carabinieri devono essere loro gli indagati, devono essere loro. Qualcuno ci voleva opporre di mettere sul casco il numero identificativo, le telecamere, ma perché? Perché? Noi non siamo i picchiatori, noi non siamo i fascisti, noi difendiamo i cittadini. Siamo in conclusione. Hanno chiesto anche questo. Si ricorda che tempo fa qualche partito aveva chiesto che noi ci dovevamo identificare, non che loro non dovevano venire nelle manifestazioni coi caschi, gli scudi, le spranghe, no, questo no. Ma noi dovevamo identificarci. Certo, siamo arrivati al termine purtroppo. Io ringrazio il segretario dell'UGL Friuli Venezia Giulia, Raffaele Padrone. A risentirci a presto, segretario. Grazie sempre della vostra disponibilità per ogni occasione, insomma, purtroppo se parliamo di sicurezza spero che ci sia altro momento per sentirci. Grazie a voi, grazie ai radio telespettatori. Grazie, allora andiamo a concludere.